Il rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto, si è sottoposto a tampone ed è risultato positivo al Covid. La notizia è stata resa nota dall'Ateneo lunedì mattina. Il test è stato fatto dopo la comparsa di febbre e tosse nel tardo pomeriggio di domenica. Su indicazione dell'autorità sanitaria, il rettore è in terapia e monitoraggio da casa. Dovrà comunque osservare un isolamento stretto per almeno 10 giorni. Nonostante tutte le precauzioni che ho sempre e molto rigorosamente adottato, sono risultato positivo al Covid, afferma il rettore in una nota divulgata dall'università. È un ulteriore segnale, se mai ce ne fosse stato bisogno, di quanto la pandemia sia ancora viva, di come il virus continui a girare con grande capacità di contagio. Precisa inoltre il rettore, che coglie l'occasione per ribadire l'invito di tenere alta la guardia usando tutte le precauzioni possibili. Solo così potremo combattere il diffondersi della pandemia, ha concluso Rizzuto.